Illuso chi pensava che il progetto della diga del Vanoi fosse oramai morto e sepolto. Recentemente a Pian di Mottes, nei pressi di Canal San Bovo in Trentino, sono state notate frenetiche attività di trivellazione e carotaggio proprio nel sito che prevedeva l'alternativa progettuale da 20 milioni di metri cubi d'acqua al serbatoio del Vanoi, attraverso la costruzione di un manufatto di terra e cemento armato tra le pareti del Monte Totoga e il Tesino. Il consigliere regionale veneto di Europa Verde, Renzo Masolo, allertato dai comitati, ha presentato un'interrogazione a Palazzo Ferrofini e una lettera nelle scorse ore è stata inviata dal consigliere delegato alla difesa del suolo della provincia di Belluno al commissario straordinario e al direttore generale del Consorzio di Bonifica Brenta. Per richiedere formalmente un incontro in merito al progetto per la realizzazione del bacino del Vanoi. Una richiesta che si inserisce nel contesto delle recenti notizie riguardanti i carotaggi eseguiti nei giorni scorsi in Val Cortella. Interventi che hanno suscitato preoccupazioni tra le comunità locali e anche alle istituzioni del territorio. La provincia di Belluno, che sul tema si è espressa con 2 delibere consigliari di segno contrario, chiede informazioni precise e stringenti sull'iter progettuale e sulle finalità degli interventi in corso. L'obiettivo dell'incontro quindi è quello di aprire un confronto trasparente con il Consorzio di Bonifica Brenta affinché le istanze del territorio vengano ascoltate e considerate in ogni fase del procedimento. Il Consorzio Brenta, senza presidente e senza CDR eletto, al momento è retto da un commissario inviato dalla Regione Veneto. È stato il Consiglio di amministrazione uscente a chiedere e ottenere il finanziamento dal Ministero dell'Agricoltura per la progettazione. Senza la chiusura dell'iter, il rischio è quello della perdita del contributo governativo, quasi 2 milioni di euro, per mettere sulla carta un invaso che nessuno vuole.